Bene, eccoci tornati in studio per il nostro consueto spazio del Memento, questa piccola parte della trasmissione di TV7 Match che dedichiamo per affrontare i temi di cui abbiamo già parlato. Recentemente ci siamo occupati delle elezioni regionali e della clamorosa, chiamiamola così, assenza di votanti. Invece, Ermanno, questa sera parliamo del Partito Democratico e dell'elezione del nuovo segretario, anzi della nuova segretaria Elly Schlein. È un Partito Democratico che con queste primarie ha coinvolto, possiamo dire, un numero sicuramente importante di elettori. Beh sì, ci troviamo di fronte a un fenomeno che però non è esclusivamente del Partito Democratico, è un po' generalizzato. Vediamo in Europa emergono le donne che prendono decisioni importanti, vediamo anche nell'attuale governo la presenza finalmente al governo di una donna, poi vedremo cosa è in grado di fare, e adesso abbiamo nel Partito Democratico un'altra donna che emerge. Naturalmente è una sorpresa, è una situazione inaspettata e imprevedibile. Però naturalmente di fronte a questa possibilità di scegliere, diciamo che quelli che hanno votato nel PD hanno scelto la donna rispetto invece a un personaggio che ha una storia, quindi ha un pregresso molto importante, si è attivato per anni all'interno della regione Emilia-Romagna e quindi era anche diciamo, ben conosciuto. Però improvvisamente e inaspettatamente la donna viene scelta dai suoi elettori del PD. E quindi con noi abbiamo una rappresentante che ci può spiegare meglio qual è il motivo, qual è stato il meccanismo per condurre il PD verso una figura femminile, peraltro sconosciuta dalla maggior parte degli iscritti. Certo, abbiamo con noi, la saluto e la ringrazio per essere qui con noi, Vanessa Camani, buonasera. Buonasera. E grazie di essere con noi, è una consigliera regionale del Partito Democratico, un consiglio regionale del Veneto. Ecco, Ermanno parlava di come dire, una scelta per certi versi, anzi per molti versi inaspettata. Cos'è successo? La scelta, o meglio l'esito delle urne è stato un po' inaspettato, a mio giudizio per due ragioni. La prima perché il contendente Stefano Bonaccini si preparava a questo appuntamento da tanti anni e quindi aveva anche avuto modo e tempo di far sapere le sue intenzioni, e dall'altro lato perché la maggior parte del gruppo dirigente nazionale ma anche veneto ha scelto di appoggiare quella candidatura. Mentre la proposta di Elly Schlein è sembrata un po', almeno all'inizio, come la proposta di rottura, si direbbe in altri termini, cioè una candidatura quasi esterna, molto diversa dalle caratteristiche che storicamente gli elettori, in particolare quelli di sinistra, cercano nelle loro leadership, quindi l'affidabilità, l'età, il genere. E però io credo che lei, malgrado questi elementi di partenza e le difficoltà, abbia convinto e vinto proprio perché è stata invece capace di rompere uno schema consolidato che, fino a prova contraria, almeno nel campo del PD, almeno negli ultimi 10 anni, non aveva dato grandi risultati nelle urne, nel senso che noi siamo un partito che è vero che è stato molto al governo, ma che ha vinto molto poco le elezioni da diversi anni. E quindi io credo che gli elettori prima di tutto abbiano voluto dare un segnale al gruppo dirigente. Guardate che tanto nel 2022 come nel 2018 abbiamo perso le elezioni, oggi siamo addirittura all'opposizione di un governo di destra che fa la destra, forse dobbiamo cambiare qualcosa per incidere, tornare ad essere vincenti e credibili all'elettorato diffuso. Io credo che Elly Schlein, non soltanto come figura, come immagine, ma soprattutto come piattaforma politica, abbia provato a dimostrare agli elettori, ed in questo è stata creduta, che può esistere un'alternativa alla destra, chiara, con una linea politica precisa, e che questa alternativa può essere rappresentata da una donna giovane e dal Partito Democratico. Però il Partito Democratico ha avuto un altro inciampo precedentemente,
è stato eletto un certo Renzi che non ha dato dei grandi risultati, quindi c'è da sperare che una figura femminile finalmente possa cambiare un certo tipo di indirizzo. Guardi direttore, io non sono mai stata renziana, come si dice nel PD, sì. quindi... Ma è un fenomeno, diciamo, è successo. Esatto, commentiamo quello che è così successo. Quello che dico non venga interpretato. In realtà se ci pensiamo anche Renzi vinse sulla forza e sulla volata di una necessità, una richiesta di cambiamento, no? Poi che lui tradusse in quella cosa che io ho sempre giudicato molto... violenta della rottamazione, no? Però anche Renzi ha proposto una lettura della società e dunque un posizionamento politico del PD diverso da quello del passato, e si è passati dalla ditta di orientamento più di centro-sinistra al PD renziano molto più orientato al centro e più finalizzato a posizioni liberali, mettiamola così, tant'è che oggi Matteo Renzi insieme a Calenda sta al centro dello schieramento costituzionale e addirittura occhieggia spesso al centrodestra, i moderati del centrodestra. E anche in quel caso, se ci pensa, fu proprio il popolo delle primarie a incoronare, a interpretare forse anche prima quella necessità di cambiamento. Qualche risultato per la verità Renzi lo ottenne, arrivammo a ottenere oltre il 40% alle elezioni europee, governò il paese per diversi anni con una maggioranza parlamentare molto vasta, quindi furono anni in cui, pur con scelte discutibili, ma questo fa parte, diciamo, del senno del poi che è molto facile usare, fu una fase del PD di forte espansione elettorale. Io penso che Elly Schlein, non dico che possa essere la Matteo Renzi di sinistra perché è uno schiacciamento, uno slogan che non dà giustizia anche della complessità della fase, però può essere che a suo modo, quindi da un'altra angolazione, possa essere in grado di aprire, sì, come fu per Renzi nel 2013, una nuova fase per il Partito Democratico che sia fondata sostanzialmente su una lettura originale, innovativa della società, un inquadramento di quelle che devono essere le priorità di questo Partito Democratico in questa fase storica molto molto complicata, di come fare un'opposizione efficace al governo Meloni e come tornare credibile agli occhi degli elettori per poterci presentare alle prossime elezioni. Certamente, ma non è una figura, diciamo, popolare, e probabilmente è stata determinata da una scelta di cambiamento, come lei diceva, cioè gli affezionati al partito sono stanchi di un certo tipo di gestione, no? Io penso proprio di sì, nel senso, ma non lo dico, insomma, mi assumo anch'io le mie responsabilità, nel senso non è che fino a ieri facevo altro, quindi io penso che anche la capacità che la Schlein ha avuto di coinvolgere, di mobilitare soggetti esterni al partito che magari hanno sempre votato PD ma che non hanno mai partecipato attivamente a campagne congressuali, il fatto di aver saputo allargare l'interesse e l'attenzione verso queste elezioni primarie, io penso che forse con altri candidati non ci sarebbe stata la stessa affluenza alle urne, ecco, ha contribuito dunque ad aprire, a rendere il partito più interessante, a destare curiosità nell'elettorato e anche, devo dire, nell'opinione pubblica, perché fino a qualche settimana fa nessuno sapeva che c'erano le primarie del PD, quindi ha reso la sfida vincente. Voi che fate questo mestiere sapete quanto poi anche come va a finire determina anche qualche titolo in più sui giornali, eccetera, e alla fine effettivamente il risultato è stato inaspettato fino a un certo punto, nel senso che per chi ha vissuto la campagna congressuale da dentro c'era a un certo punto, era maturata ad un certo punto la consapevolezza che si stava realizzando qualcosa di molto concreto, perché la mobilitazione, la capacità di coinvolgimento, di allargamento, l'entusiasmo che si sentiva crescere prima dentro il voto nei circoli e poi nelle piazze e nei gazebo, soprattutto in questo territorio, ci aveva fatto sperare che davvero qualcosa potesse avvenire. Naturalmente abbiamo, lo dicevamo prima a microfoni spenti, abbiamo fatto, come dire, abbiamo conquistato la maglietta per cominciare a correre la maratona, perché in realtà la sfida che adesso abbiamo davanti non è altro che iniziata con questa vittoria, che è una vittoria appunto relativa, perché è all'interno del partito, tra amici e compagni dello stesso partito, quindi non abbiamo sconfitto un avversario, ecco, abbiamo vinto, diciamo, la prima fase della corsa. Ora ci spetta e ci aspetta la battaglia vera, quella politica, quella
di contrapposizione al governo di destra e di costruzione dell'alternativa insieme a quelli che hanno perso naturalmente, quindi certo. diciamo finora è stato tutto anche abbastanza facile, entusiasmante. Il difficile comincia adesso. Sì, però non è di origine proletaria, è quasi un'eccezione in questo senso, quindi avrà la percezione di quello che sono le esigenze della popolazione, naturalmente tutti i problemi che presenta oggi l'Italia, che è da un certo aspetto un paese abbastanza ricco, ma nello stesso tempo anche una piaga notevole nel senso della povertà. Penso che dobbiamo anche archiviare, almeno spero che valga per il PD, non so per gli altri partiti, l'idea che la linea politica o la visione della società di una organizzazione politica sia determinata esclusivamente dal leader. Noi lo abbiamo detto durante la campagna congressuale, lo sostenevamo anche prima, insomma abbiamo individuato sì un segretario nazionale, ma vogliamo costruire un gruppo dirigente diffuso, un organismo collettivo appunto, un'intelligenza comune che costruisce poi il Partito Democratico di domani. Elly non è proletaria nella misura in cui non è figlia di operai, ma è sempre stata nei luoghi delle disuguaglianze, nei luoghi del lavoro povero, nei luoghi delle emergenze climatiche, nei luoghi dei diritti sociali, dei diritti civili, nei luoghi della necessità di trasformazione in chiave ecologica e green del sistema produttivo. È una persona che ha una storia molto importante dentro le istituzioni, è stata europarlamentare, è stata presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna a proposito di regioni ben governate, e sono certa saprà contribuire a costruire un gruppo dirigente nuovo che affiancherà quello che già esiste per stare esattamente dove è necessario che stia un partito di centrosinistra, e quindi vicino alle persone che hanno delle necessità urgenti, che hanno bisogno di risposte di fronte ai bisogni materiali, che ormai sono la vera emergenza. Parlo della scuola, parlo della sanità, parlo del lavoro di qualità, di salari adeguati, parlo della competizione tra imprese che sia realmente leale, capace di essere di prospettiva. Ecco, io credo che noi dobbiamo puntare a questi obiettivi attraverso un'organizzazione collettiva. Io penso che cambiare qualcosa e raccogliere dunque la fiducia che gli elettori ci hanno dato con questo appuntamento delle primarie e cominciare a costruire un progetto politico credibile sia il minimo che si possa fare, sapendo che abbiamo una responsabilità in più, e cioè quella di tenere insieme il partito. Cioè il PD nasce ormai un po' di decenni fa come una sorta di fusione a freddo tra tradizioni politiche del Novecento. Ora è chiaro che quell'impostazione va rivista, perché quelle stesse tradizioni politiche hanno esaurito, se vogliamo, anche la loro capacità di offrire ricette moderne, perché il mondo è cambiato, lo diceva correttamente lei, direttore. E oggi io credo che per essere un partito sinceramente plurale si debba farsi carico di una capacità di sintesi che forse in questi anni nel partito un po' è mancata, cioè non si affrontavano i nodi cruciali perché si doveva stare su tutte le posizioni possibili. Questo sì ci ha consentito di stare insieme e delle volte di ottenere anche un unanimismo in alcuni passaggi, ma probabilmente non era un unanimismo a cui corrispondeva una reale, un'effettiva unità di intento e di visione. Stavamo insieme perché non dicevamo nulla, e quindi stava insieme sia quello che la pensava bianco e quello che la pensava nero. Oggi noi secondo me abbiamo la grande sfida invece di risolvere dei nodi fondamentali e attorno a quei nodi costruire la nuova carta dei valori, la nuova carta d'identità, il nuovo perimetro valoriale e dunque le nuove scelte politiche e programmatiche del PD, tenendo conto di tutte le sensibilità che ci sono, che non sono, come dire, un impedimento all'elaborazione di una linea politica, ma sono una ricchezza fondamentale che possiamo valorizzare al meglio, spero. Certo, ma ricordiamo che l'Italia ha due tipi di crisi, quella della povertà, ma anche dobbiamo proteggere le industrie e le aziende, perché c'è una forma di cannibalizzazione da parte delle potenze economiche estere nei confronti delle aziende che producono in Italia e producono con eccellenza, però sono poco protette. E allora ci vuole anche una certa sensibilità in questo senso per aiutarle. Cosa le sembra?
Sono pienamente d'accordo, lei ha fatto l'esempio secondo me più evidente di come le categorie del Novecento sono superate. È chiaro che se ne continuiamo a ragionare sul rapporto tra capitale e lavoro di marxiana memoria, non riusciamo a risolvere questa grandissima contraddizione che poi è il prodotto della globalizzazione. Noi abbiamo vissuto anni in cui pensavamo che questo grande processo di rivoluzione produttiva ma anche sociale che ha coinvolto il mondo intero sul finire degli anni 90, inizio anni 2000, avrebbe esteso la platea dei diritti sociali. Questo in parte è avvenuto, nel senso che moltissimi paesi del mondo che fino a qualche decennio fa consideravamo terzo mondo, oggi sono paesi che competono direttamente con noi anche in termini di qualità della vita. Il problema è che contemporaneamente a questa grande espansione delle democrazie o delle società moderne non ha corrisposto un equilibrato sviluppo produttivo, un equilibrato sviluppo sociale, e dunque si è improvvisamente decuplicata la platea di persone che avevano diritto ad una vita dignitosa, senza che però ovviamente sia corrispondentemente decuplicata la capacità produttiva. Anche per evitare un altro fenomeno, la fuga dei giovani all'estero. Quello secondo me è un altro problema ancora, che è mentre il tema che lei ha posto secondo me è un tema generale rispetto al quale io credo che tutte le organizzazioni politiche, ma i sociologi insomma devono ancora interrogarsi profondamente. La fuga dei giovani all'estero è un fenomeno tipicamente italiano, molto italiano, rispetto al quale servirebbero politiche efficaci. Perché i giovani italiani, mi consenta di dire in particolar modo i giovani veneti, se ne vanno da qua? Io penso per due ragioni fondamentali. La prima, la più scontata, ci sono maggiori possibilità in termini reddituali all'estero, cioè ti pagano di più. In secondo luogo hai maggiori opportunità di carriera. Allora le opportunità i salari sono due elementi attorno a cui noi dobbiamo assolutamente assumere un'iniziativa. Ormai stiamo assistendo al fenomeno per cui anche gli immigrati arrivano in Italia certamente come paese di primo approdo, ma poi scelgono di andare di andare a lavorare all'estero, ma non soltanto i lavoratori qualificati, anche quelli con meno qualifiche, perché ti pagano di più. In Germania pagano un muratore di più che in Italia. Oppure vanno magari in altri paesi, tipo la Romania, l'Ungheria, dove certo ti pagano meno, ma il costo della vita è molto più basso e quindi comunque ti conviene. Ecco perché quando noi facciamo la battaglia, ad esempio, sulla questione salariale, non dobbiamo commettere l'errore di fare la battaglia a difesa di un interesse di una classe sociale, come si sarebbe detto un tempo, ma di un modello di società. È ovvio che il meccanismo per cui bisogna aumentare i salari, quindi le imprese devono pagare di più i lavoratori, è uno slogan che non trova sostanza poi nel come è costruita la nostra società. Bisogna trovare un meccanismo che consenta alle imprese di essere competitive, e con il costo del lavoro che c'è oggi in Italia sostanzialmente faticano ad esserlo, a meno che non siano in nicchie particolarmente avanzate e innovative, ma allo stesso tempo ai giovani, e devo dire anche ai meno giovani, sia consentito di avere un livello economico tale da poter vivere con serenità la propria vita. Le sfide sono davvero rilevanti, quelle che abbiamo davanti. Devo dire che per ora il governo Meloni non sembra aver bene nel mirino, bene a fuoco, questa che secondo me invece è la vera emergenza, la disuguaglianza da contrastare, almeno così non mi è sembrato vedendo la prima manovra di bilancio che è stata fatta, che è stata una manovra di bilancio iniqua che anziché tendere a ridurre le diseguaglianze le ha aperte, le diseguaglianze tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, con questa rilettura della flat tax che rende ancora più diseguale l'imposizione fiscale, una manovra che ha aperto le diseguaglianze tra maschi e femmine. Penso al tema dell'anticipo pensionistico di opzione donna, che penalizza ancora una volta le donne rispetto agli uomini. Penso al grande tema della sanità pubblica, perché con questa manovra di bilancio sostanzialmente non si aumentano i fondi, le risorse del Fondo Nazionale per la Sanità, che invece pensavo sarebbe stato uno degli argomenti attorno a cui insomma non ci fosse più da discutere, cioè che la sanità pubblica deve essere
maggiormente finanziata. Ecco, io credo che noi dovremmo lavorare su queste grandi questioni, quindi il lavoro, lo sviluppo delle imprese, aiutandole a cogliere le opportunità che ci sono, perché le grandi rivoluzioni in atto... Appoggiandole all'estero. Noi abbiamo un'organizzazione dello Stato, come c'era la Francia, l'Inghilterra e la Germania, che aiutano, appoggiano le loro aziende all'estero e creano una politica di vantaggio. Le nostre aziende sono abbandonate a se stesse, quindi non hanno la capacità di recepire quei giovani che escono dall'università, che per carità non avranno una immediata esperienza, ma sicuramente hanno voglia di fare, e allora le aziende all'estero guadagnano di più perché hanno il mercato. La nostra organizzazione dello Stato non organizza i mercati all'estero. E questo è uno dei problemi che non è solo di questo governo, è di tutti i governi precedenti, compresi della Prima Repubblica, e questa è la tragedia dell'Italia. Sono molto d'accordo con lei, sarebbe bello che questo Paese tornasse ad occuparsi di politiche industriali, certo, che non si fa più. C'è anche da questo punto di vista un po' uno stigma. A vantaggio di tutti. Certo, c'è anche uno stigma ideologico, perché ogni volta che qualcuno, in particolar modo del Partito Democratico, ha parlato di intervento pubblico nelle politiche industriali, si sono ovviamente i liberisti di noi altri, si sono tutti innervositi. In realtà, a maggior ragione in uno scenario di crisi economica come quella che stiamo vivendo, perché dopo quella del 2017, del 2007-2008 clamorosa, non dimentichiamoci che noi oggi siamo pienamente dentro una crisi economica conseguente alla pandemia e gli sviluppi di guerra sul fronte ucraino. Noi siamo in piena crisi economica e questo determina una riduzione della propensione del privato all'investimento, sia perché non ci sono meno risorse, ma anche per il timore, la preoccupazione sul futuro. Ora, in un caso come questo, o lo Stato interviene e garantisce attraverso investimenti pubblici, diciamo, si sostituisce al privato che in questo momento non è in grado di investire, oppure il nostro essere in ritardo su alcune politiche tenderà ad aggravarsi ulteriormente. Aggiungiamo che le imprese sono ormai da un po' di anni esposte alla grande rivoluzione ecologica e digitale. Su questo è pazzesco, perché all'estero, penso alla Germania, che come sempre su questo è prima della classe, ma ormai non solo, anche la Polonia, anche l'Ungheria, gli stati si sono impegnati in grandi operazioni di riconversione ecologica e digitale del loro sistema produttivo. Noi siamo in ritardo, certamente i fondi del PNRR possono aiutarci, ma prima dei soldi servono le idee, e io credo che noi su questo abbiamo molta strada da fare. Con un dettaglio tutto locale: il Veneto è una delle regioni più esposte a questo rischio, perché il nostro tessuto produttivo, fatto di piccole e piccolissime imprese, è più difficilmente inseribile in un contesto competitivo orientato all'innovazione. Ora, qua certo lo Stato può fare, ma sarebbe necessario che anche l'istituzione più prossima, e quindi l'istituzione della regione del Veneto, si attivasse per sostenere le lavoratrici e i lavoratori che devono ricollocarsi, riconvertire anche le loro competenze, le skill, si dice adesso, ma in realtà è cosa sappiamo fare, ma anche le imprese stesse, perché ci sono migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori in questa regione che hanno un problema di reddito tanto quanto le lavoratrici e i lavoratori, se non peggio, che non sono sostenuti adeguatamente in questo processo di riconversione e innovazione. Io credo che noi, se vogliamo continuare o ricominciare ad essere la locomotiva d'Italia, dovremmo ripartire esattamente da lì. Faccio un esempio che non riguarda l'industria, diciamo, pesante, come si dice, ma che credo aiuti ancora di più a comprendere a cosa mi sto riferendo. È il grande comparto turistico. Il Veneto è la prima regione per economia turistica in Italia, si sente dire tanto. Cioè arrivano tanti soldi, ci sono tante imprese, ci sono tanti lavoratori. È uno dei settori più esposto alla competizione straniera, certo, perché le compagnie aeree ti fanno viaggiare a pochi soldi in tutto il resto del mondo, perché dopo la pandemia anche i lavoratori e le lavoratrici di quel comparto si stanno orientando verso altre professioni meno impegnative e più stabili magari. Serve una riformazione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché nel frattempo anche le esigenze
degli ospiti, dei viaggiatori, dei visitatori sono cambiate e queste persone vanno riformate. C'è una necessità di ripensare alle politiche turistiche in termini di sostenibilità. L'esempio di Venezia e degli impatti ambientali, sociali ed economici che il cosiddetto overtourism sta avendo su quella città sono pazzeschi. Ora, anche in questo caso, se noi continuiamo a pensare di lasciar fare, che le cose vadano come devono andare, perderemo la grande occasione di continuare ad essere una regione competitiva sulle politiche turistiche, quando sappiamo benissimo che molti prodotti turistici, destinazioni turistiche di questa regione, penso banalmente alle spiagge, che sono destinazioni del cosiddetto turismo di massa, sono in decrescita perché le aspettative dei visitatori sono cambiate, e finiremo per trovarci a dover gestire delle destinazioni cosiddette mature che non saranno più in grado di generare quel flusso economico. Ecco, il mondo, tutti i processi, quelli economici e anche quelli sociali, procedono. Si deve decidere se bisogna farli procedere governandoli, quindi indirizzando la via dello sviluppo, o lasciando che vadano. Ecco, io credo che questa sia la fase cruciale in cui noi dobbiamo indirizzarle. Ci vorrebbe una fase intermedia, dare le opportunità, che sappiano cogliere le opportunità, e queste deve darle il governo, se no torniamo al reddito di cittadinanza, dove noi dobbiamo giustamente sostenere i poveri, ma dobbiamo dare l'opportunità ai poveri di crearsi una dignità del lavoro, e questa è la fatica più grande e più difficile da attuare. Comunque grazie dell'apertura così a 360 gradi di un problema che ormai è diventato un problema internazionale, e riuscirà questa giovane a affrontare tutti questi problemi? Ovviamente siamo ottimisti, nel senso che la speranza è quella che ce la possa fare, e anche bene. Non c'è la bacchetta magica, non ce l'ha Elly Schlein come non ce l'avrebbe avuta Stefano Bonaccini, nel senso che i problemi che questo Paese deve affrontare sono davvero molto, molto impegnativi. Io credo che noi dovremmo sforzarci di tornare a svolgere la funzione per la quale anche domenica alle primarie i nostri elettori ci hanno richiamato, insomma, essere una comunità coesa che si occupa degli interessi dell'Italia e che si occupa un po' meno di litigi interni, che sia funzionale a un'idea di sviluppo del Paese coerente con le grandi linee appunto della salvaguardia del pianeta e della giustizia sociale. Io credo che se noi ci mettiamo a lavorare, come si dice in questi casi, concentrandoci sugli obiettivi di lungo periodo, abbiamo qualche possibilità. Poi sa, la politica ormai vale per il PD, ma non solo, macina leader, maciulla personalità in continuazione, quindi non mettiamo più la mano sul fuoco su nessuno. Certo che Elly Schlein è molto giovane, come diceva lei è una donna, e anch'io sono convinta che questo sia stato un elemento di convincimento degli elettori, che come sempre dimostrano di essere più avanti dei dirigenti politici, no? Nell'interpretare le necessità della società. Ecco, il fatto che sia una giovane donna mi fa essere più ottimista del solito, mettiamola così. Grazie. Grazie a lei, direttore. Grazie allora a Vanessa Camani per essere stata con noi, consigliere regionale in Consiglio regionale Veneto del Partito Democratico. Staremo a vedere, seguiremo ovviamente quello che accade anche all'interno del Partito Democratico per capire se questa figura di Elly Schlein sarà una figura che unisce o se magari creerà qualche mal di pancia intestinale, che alla sinistra non è inusuale. Grazie ancora per essere stata con noi. Per i nostri telespettatori ne abbiamo accennato un attimo fa. Adesso, dopo la pubblicità, torneremo a occuparci di Venezia. Parleremo di Venezia e della terraferma in particolare, dove la scorsa settimana c'è stata una importante manifestazione dei cittadini, di comitati e di associazioni che hanno protestato perché vogliono riprendere la città, una città che è sempre più in balia del degrado e dello spaccio, e anche Venezia, centro storico, non è escluso, ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.